Ed ora parliamo proprio di questo tema con l'assessore di Portogruaro Ivo Simonella, che tra l'altro ha partecipato anche alla manifestazione appunto di Milano, alla protesta dei sindaci che hanno minacciato quindi di consegnare la fascia tricolore al governo, di dimettersi in massa. Ma non c'è il rischio che a questo punto insomma il governo dica, beh insomma, ci date la fascia, ce la prendiamo e quindi a questo punto aboliamo anche le autonomie locali? Non c'è il rischio che se la tengano? Ma guardi, la protesta di mercoledì a Milano era molto partecipata e una delle cose che si è dette più grave è che alla fine il cittadino pensa di pagare le tasse al comune e che il comune le usi per i suoi cittadini, invece paga le tasse al comune e il comune le gira allo Stato. A questo punto, se lo Stato viene, almeno il cittadino sa chi paga le tasse direttamente, perché adesso per esempio avremo l'aumento della tariffa dei rifiuti, 30 centesimi al metro quadro per obbligo dello Stato, e sono soldi che non useremo per i cittadini, ma che lo Stato ci darà in meno il prossimo anno. Quindi siamo veramente in condizioni difficili. Il sindaco di Mogliano ha detto le cose tali quali quelle di Portogruaro: abbiamo un bilancio in ordine, abbiamo ridotto i mutui, siamo poco indebitati, abbiamo un'IMU più bassa quasi della provincia di Venezia, abbiamo 10 milioni di euro che potremmo spendere per le pubbliche, non possiamo farlo, bloccati dal patto di stabilità. Per cui tutti i sindaci oggi sono consapevoli della situazione difficile in cui versa ogni ente locale. Il cittadino deve capire qual è la realtà oggi, di quanto abbiamo oggi le mani legate e molte cose che vorremmo fare non possiamo farle. E rischio veramente anche di perdere i servizi minimali che oggi diamo ai cittadini.